765 candidati per 31 posti sono i numeri del concorso per vigile urbano aperto dal Comune di Padova. 22 neoassunti saranno agenti semplici, 9 invece gli ufficiali. In questi giorni partono le selezioni che inizieranno con i test atletici. In pratica, sulla pista del nuovo stadio Colbachini all'Arcella, i candidati dovranno superare la prova di corsa sui 1000 metri con un tempo massimo consentito di 4 minuti e 25 secondi e una serie di piegamenti sulle braccia. Quindi, per chi supererà la prova si passerà a quelle scritte e orali, un test di cultura generale, un esame sulle norme che regolano la polizia locale, infine un colloquio con gli esaminatori. Gli agenti dovranno avere meno di 35 anni e almeno un diploma di scuola superiore. La scelta finale dovrebbe avvenire entro la fine di novembre. Con queste assunzioni l'organico della polizia locale di Padova arriverà a 270 uomini e tornerà così ai livelli di 2 anni fa, numero poi calato per effetto di trasferimenti e pensioni. Con i nuovi arrivi verrà potenziato il servizio di controllo delle zone calde della città, come la stazione, Borgomagno e l'Arcella.